solo il mio dovere da cittadino, anche se non sono di Mogliano, comunque dovrebbero farlo tutti. Ringrazio il sindaco e speriamo che Marta si riprenda il meglio possibile. Gente di poche parole ma di grandi gesti, i due operai che hanno salvato Marta Novello dal suo aggressore e probabilmente da morte certa. Per questo Mogliano ha voluto premiarli con 2 targhe speciali all'interno della cerimonia di consegna delle benemerenze civiche che si è tenuta nel centro civico della città. 5 i cittadini che hanno ricevuto le benemerenze dal sindaco Davide Bortolato per altrettante sezioni. A Giancarlo Bonotto il diploma per l'impegno nello sport con l'Unione Ciclisti Mogliano. In ambito culturale il riconoscimento è stato per Aldo Secco, mentre per il sociale a Maria Teresa Pozzobonne. Impegno politico ultratrentennale riconosciuto a Mario Merigliano per la sua esperienza iniziata dai quartieri per arrivare al ruolo di assessore in comune. Ma forse il riconoscimento più sentito è stato per Alessandrina Tamburini, fondatrice dello storico colorificio San Marco ed ora presidente onorario. È stata una delle prime donne laureate in economia a Ca' Foscari e manager aziendale. Il 1° marzo ha compiuto 100 anni. Io non mi sono mai posta il problema, sono una donna, sono un uomo. È un problema che mi sentivo di dover esporre e risolvere, e dipende molto anche dai collaboratori. Per questo non crede che il ruolo delle donne nel lavoro passi dal cambio di una vocale. Cosa ne pensa lei di questa cosa per cui, ad esempio, non so, una donna avvocato deve essere chiamata avvocata? Ha un senso? No, proprio attualmente poi non è indifferente essere di sesso così o di sesso colà. Per la signora Alessandrina c'è un elisir di lunga vita. Ho cercato di fare del mio meglio quello che potevo secondo l'età che avevo. Insomma, il segreto è fare quello che si vuol fare? Sì, e ci vuole la volontà.